Aumentano di anno in anno gli italiani che sono particolarmente attenti a ciò che mangiano, attenti all'alimentazione e quindi molto attenti a guardare l'etichetta dei cibi che comprano, biologici, quindi scegliendo di spendere anche un pochino di più. Purtroppo di pari passo si moltiplicano anche le truffe in campo biologico. Sentite Carmelo Sardo. Un italiano su due compra prodotti biologici, o meglio, è convinto dalle etichette che siano bio, ma a giudicare da una mega truffa scoperta dalla finanza sarà successo chissà quante volte di mangiare un alimento normale, certi che fosse biologico. Solo negli ultimi 4 anni si calcola che qualcosa come 7 milioni di quintali di prodotti siano stati distribuiti nel mercato italiano spacciati per biologici. Frutta, frumento, farine, soia e altro per un giro d'affari di oltre 220 milioni di euro. Un imbroglio colossale smascherato da un'indagine della Guardia di Finanza partita da Verona che ha interessato diverse città, da Ferrara a Pesaro, da Padova a Foggia e che ha portato all'arresto di 7 persone. 5 sono dirigenti, direttori e consulenti di aziende che operano nel settore alimentare e 2 lavorano ai vertici dell'organismo di certificazione della Regione Marche. Altre 6 le persone indagate a piede libero. La merce veniva acquistata parte in Italia e parte in Romania ed era in Romania attraverso una società creata ad hoc che avveniva la trasformazione dei prodotti in biologici grazie a certificati falsi. Una volta imballati con le etichette taroccate, i prodotti venivano rivenduti a grossisti dell'industria alimentare che li mettevano sul mercato. Finora, su un giro si calcola di 7 milioni di quintali di merce fasulla, ne sono state sequestrate 2.500 tonnellate. La finanza chiarisce che chi avesse mangiato questi prodotti non rischia nulla per la salute. Se il Natale rende tutti più buoni,